Il Tribunale di Treviso sarà dedicato al giudice Stiz. Sì, persona che tutti ricordano con piacere, persona di una grande umanità e di una grande capacità professionale. Credo che sia la cosa più corretta e che anche il Presidente del Tribunale abbia fatto il passo più giusto. Il Palazzo di Giustizia di Treviso sarà dedicato al magistrato trevigiano Giancarlo Stiz. Qui lo vediamo a latere di uno dei tanti processi che si sono svolti nello storico Tribunale trevigiano di Piazza Duomo, dove nel 1969 convocò Guido Lorenzon per l'inchiesta simbolo degli anni di piombo, ovvero la strage di Piazza Fontana a Milano. Coraggio e senso dello Stato hanno sempre animato l'operato di questo magistrato, che attendeva l'inizio delle udienze guardando al di là delle finestre della sala del collegio giudicante lo scorrere della vita quotidiana nella sua città. Una vita riservata quanto blindata da quando entrò nel mirino di Ordine Nuovo, che secondo gli informatori aveva organizzato un attentato nei suoi confronti poi sfumato, che doveva svolgersi nel luglio del 1980, subito prima di un altro tragico avvenimento che ha invece segnato la storia italiana, la strage di Bologna. Sono solo alcuni capitoli dell'impegno del giudice simbolo della magistratura trevigiana ed è per questo che il suo nome sarà per sempre abbinato all'attuale palazzo del Tribunale di Viale Giuseppe Verdi. L'accordo tra il presidente Antonello Fabbro e il sindaco Mario Conte è alla firma a Casugana dal 15 dicembre e si punta a fissare a giorni la data della cerimonia ufficiale, che potrebbe essere presieduta da un'alta carica dello Stato. Fa parte della nostra realtà, del nostro equilibrio nell'ambito del rapporto cittadino-tribunale e credo che sia la giusta soluzione per ricordarlo anche a tutti i posteri che verranno.